Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova partita. Oggi andiamo a fare i guardoni. Ogni tanto noi facciamo i guardoni, ci andiamo a vedere le partite in corso. Andiamo rapid, così ne vediamo un po' più a tempo ragionato. Ce n'è una appena cominciata. 2129 contro 2113. Ok, cavallo F3. Ok, difesa russa, cavallo C3. Ok, vediamo un po' come giocano i giocatori qui. Alfiere B4, va bene. Alfiere C4, vediamo il nero come risponderà al rocco corto. E ora, e ora. Cosa giocherà mai il bianco? Al rocco corto, giusto. Ok, ora ci sono questi due pedoni qui centrali che sono, diciamo, pericolosi perché se crollano è veramente la fine. Se crollano è la fine. Ok, cattura col pedone in D. Adesso il nero mica vorrà catturare qui. No, mica sarei così pazzo da voler catturare su E4. Amico, non vorrei mica farla. No, l'ha fatto! L'ha fatto! E adesso va punito. E adesso va punito. Come? Lo scopriremo fra poco. Lo scopriremo fra poco. D6, cavallo, no, cavallo D6 secondo me non è proprio la questione giusta. Si potrebbe giocare un cavallo C6 e si cambiano le donne? Sì, sì, così c'è una struttura totalmente simmetrica. Totalmente simmetrica. Vuole cambiare le donne. Vuole cambiare le donne e finire la partita patta. Va bene, cambio, cambio, cambio. Va bene. Ah, c'è donna di 5. C'è donna di 5. Vedi cosa vuol dire fare l'avventuriero con il cavallo? Eh sì. Eh sì. Purtroppo hai fatto troppo il figo. Sì, 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 sì. Hai fatto troppo il figo e questa la paghi. Adesso è inutile che ritratti. È inutile. Ma adesso il bianco è troppo in vantaggio. Troppo in vantaggio. Cioè, guarda che posizione c'ha. Se non dà matto in 4, mi arrabbio. Ok, no, no, e poi è indietrissimo di sviluppo. Cosa fai con questo cavallo? Non può andare manco qua. Ma io abbandonerei proprio così, onestamente. Se lo metti in F6 è una tristezza. In D6 ancora più triste. Cioè, con questa mossa qui è ancora più triste. Hai un alfiere poverino che è murato vivo. No, perché gli restituisci il favore? Ma davvero, davvero hai fatto bianco? Gli restituisci il favore? O sto sognando, ragazzi? No, dai, non l'ha fatta davvero sta mossa qui. Cattura. No, no, ragazzi, ma che cacchio sta succedendo? Ok, sì, vuoi fare più il figo mentre pressione, però esatto, lui ti cambia qui. No, 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 raga. Oh, mi sono perso qualcosa in questa mossa qui. Cattura. Cioè, non c'è nulla, no? Ma, cioè, non ci posso credere. Non ci posso credere, una serie di blunder una dopo l'altra, completamente a caso. Ecco, intanto la partita è andata avanti così. No, non ci posso credere, raga. Non ci posso credere. Alfiere G3. Va bene. Ma che roba è? Che roba è? Che roba è?
Cioè, siamo arrivati. Io non so che cosa sia successo. Siamo arrivati in questa situazione. Siamo arrivati in questa situazione in cui il bianco ha la qualità. Ok. Il bianco deve cercare di liberare le torri il prima possibile. Dai, avvampostone per il cavallo. Avvampostone per il cavallo e sei a posto. Avamposto, avamposto. Niente. Qui io ci metterei torre per sorreggere. Avamposto, avamposto. Dai, dai. Attenzione, minaccia sull'alfiere, dietro c'è la donna, minaccia il cambio di donne. Minaccia il cambio di donne. Ovviamente il nero non può permettersi di cambiare le donne. Si è creata una minaccetta su C2. Una minaccetta che permetterebbe però al bianco anche di raddoppiare le torri. Torre di 2, cattura. Vediamo se c'è modo per infastidire poi, per togliere questo collegamento qui. Eh sì, raddoppio di torri. Oddio, non è che siano fastidiose al 100%. Fatto sta che ora su torre di 6 la donna, su torre di 6 la donna probabilmente dovrebbe andare in H7. In D3 non credo sia possibile. E su donna H7 poi si può giocare torre in 8 col cambio delle donne. Interessante. Ora tocca al nero che sta pensando giustamente se prendersi o no questo pedone. Secondo me è il pedone più avvelenato della storia. Io non lo prenderei. Io. Poi vedi tu. Vedi tu. Vedi tu. E ora può arrivare qui giù. Può arrivare giù anche con la donna. E se arriva giù con la donna e va in H8, te l'ho detto di non prendere quel pedone. Io ti avevo avvisato. Sì, ti avevo avvisato. Ti avevo avvisato, purtroppo quel pedoncino lì era stravvelenato. Lo so che faceva gola, era un pedone centrale, pedone D, ma I don't know. Mo mi sa che non c'è modo per uscire dal matto. Non c'è modo. Non c'è modo. Donna qua, donna qua. A meno che non fai un sacrificio, ma ci sarebbe anche l'altra torre e sì, poi si aprirebbe la casa di fuga per il Range 6, ma la partita è strapersa, strapersa. Niente. E fu così che lasciò scorrere il tempo. No, dai, non fare queste cose. Sono completamente antisportive, dai. E noi ti stiamo seguendo e noi dobbiamo aspettare, anche perché voglio analizzare la partita. Scacchiera di analisi. Se faccio scacchiera di analisi, mi dà questa partita qui. Eccola. Però non mi dà ancora la possibilità di analizzarlo col motore. No, ci interessa, torniamo alla partita. Mi sa che lascia scorrere il tempo sto qui, raga. Possiamo scrivere qualcosa in chat? Ha mosso la donna qui. Ha mosso la donna qui. Attenzione, ha trovato la soluzione al dilemma. Ha trovato la soluzione al dilemma. Attenzione, attenzione. Bravo, bravo. Torre di 6. Check.
e su re in H5 troveremo un donna E8 che ci sarebbe G6. Non è che si è salvato il nero qui? No, dai, non si può salvare. Non si può salvare da questa situazione. Non è possibile. Poi io giocherei F3, alfiere F2, G4. Ha dato la donna per la torre. Attenzione, 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 attenzione. Bella! Boh, questa è bella, ragazzi. C'è il matto, non può catturare perché c'è il matto. Grande ripresa del nero, ci sorprende. Mamma mia, che sorpresa! Eh sì, non abbiamo considerato che il bianco non può togliere la torre da qui. Mamma mia, che sorpresa. Sei veramente sicuro di questa mossa? Sei sicuro al 100% di questa mossa? Mamma mia, ragazzi. Che sorprese incredibili. Che sorprese, che surprise. Eh sì, mamma mia, si è ribaltata completamente la situazione. Mamma mia. Bravo, bravo il nero. Da quando faceva scorrere l'orologio a quando si ritrova in questa situazione. Assolutamente vincente. F4, oddio, F4. F4, cattura. Finale, finale. No, volevo vedere il finale. Qui grigio, eh. Ma forse col finale te la cavavi, no? Forse. Avevi due pedoni in più, forse te la cavavi. Dopo vediamo anche questa, se il computer dice che il finale sarà pari o era vinto per il nero che aveva l'alfiere in più. Si minaccia il matto, ragazzi, si minaccia il matto, si ridà il favore. H3, si minaccia il matto, ragazzi. Mamma mia, che partita, ricca di colpi di scena, incredibile, incredibile. Ok, adesso bisogna organizzare un attacco di matto. Bene, H2 obbligata. Ora, attenzione che però il bianco c'ha questo pedoncino passato. C'è un pedoncino passato, tac. Vorrà fare mica il perpetuo? Vuole cambiare le donne. Vuole cambiare le donne. Giustamente questa donna ora deve comunque continuare a difendere questo pedone. Donna C7. Non lo so. E 6. Ah, vuole arrivare con re in G3 e supportare attacco di matto. Hai capito questo re furbacchione? E adesso sì, adesso donna G3. Donna G3. Donna G3 e poi questo alfiere deve mettersi alla difesa di questo pedone passato. Ah, ma è temerario il bianco, eh? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi. Ma sti colpi di scena, ma neanche... Che partitona che abbiamo trovato. Che partitona. Si è ribaltata ancora la situazione e il bianco che ora è in testa con quel pedoncino. Devo dire che... Mamma mia. Adesso devi cambiare le donne. Ora devi cambiare le donne. Cambiale? Cambiale. Donna F3. No. No, io avrei cambiato. Avrei cambiato che qui se per sbaglio ti si capita il perpetuo. Re H2 e poi la donna per dare scacco.
Però forse riesce a promuovere, sai, eh? Tac. Eh sì. Riesce a promuovere. No, no, era giusto tenersi il pedone. Ora il bianco deve capire che mossa fare per promuovere. Deve sicuramente trovare il modo di portare la donna che controlli questa casa. Wow, wow, il nero non aveva visto che c'era la donna sotto. Mamma mia, la mossa della disperazione. Ha promosso ad alfiere, ragazzi. Non ci posso credere. Ha promosso ad alfiere. Vuole fare il figo a tutti i costi, il bianco. Dai, no, che genio, che genio. Io penso che gli sia scappato il mouse, eh. Occhio, occhio allo stallo. Scacco matto. Bella, bella, bella. Questa è da analizzare. Questa è da analizzare tutta la vita. Allora, abbiamo detto che... Ok. Ecco, qui ha catturato. Il bianco ha catturato. E qui cavallo in F7 subito, sì. Cavallo in F7 perché c'è poi la possibilità, come abbiamo visto, di donna D5. Ecco, qui il re è scappato. Ok. Torre N1 va bene. Ecco, cavallo D6 infatti è sbagliata, perché da 6,5 che era il bianco passa a più 10, proprio sbagliata. Ecco, e su alfiere F4 a quanto pare c'era cavallo F7, ma non l'hanno vista nessuno dei due. Sul cavallo F7 almeno... Oh... Ok, sì, c'era alfiere C7 con il solito giochetto, ma stava benissimo qui il nero. Cioè, benissimo no, è un conto. Va bene, la donna deve rimanere sempre su questa traversa qui per controllare il matto. Però dai. Ad ogni modo, donna F6 per fare il figo, per fare questo giochetto qui, però appunto permette, addirittura qui ha cambiato. Il nero si è preso quest'altro alfiere, ha recuperato un po'. Cattura, ok, vabbè, qui è andato indietro, l'altro alfiere. Ci sono stati una serie di colpi di scena, ragazzi, ma neanche in Beautiful ci sono tutti questi colpi di scena. Ok, ok. E poi dicevamo di questo pedone. Infatti ora il computer consiglia alfiere F5. Dopo la cattura di quel pedone, purtroppo il nero, il bianco passa da più 4,5 a bam, più 12. Vediamo se c'era il modo per mattare subito. Donna F8 dice. Donna F8, scacco, re H7, torre 8, sempre col solito giochetto. Lui poi in partita cosa giocò? Giocò questa, donna F5, e su donna H8, re G6, torre in 8 va in E6 scacco, re H5 che come è andata poi nella partita reale, donna in E8 mentre lui qui giocò un'altra mossa, lui catturò su G7, donna in E8 scacco, G6 va bene, sacrificio su C6, B per C6, ah ok, per togliere anche... Ah no, però aspetta, attenzione che c'è sempre questa, eh. Ah ok, c'era subito donna e 2 con attacco doppio, bella, bella. Però aspetta, l'alfiere è tenuto. L'alfiere è tenuto. Il nero è costretto a interporre o la donna o la torre. Ah, e poi giustamente CH3. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, questa è difficilissima, vedete, poi una partita così veloce. Mentre il nero è andato giù con re in E8 e il bianco è andato giù con re in E8, ok, donna F8, ok, ok, scacco. Esatto, esatto, F3, bravo, bravo che mi davi ragione computer. F3, alfiere F2, G4. Vediamo cosa sarebbe accaduto. F3, donna G5, alfiere F2,
e qui ovviamente diceva di giocare alfiere F5 per controbattere a questa mossa qui. Solito sacrificio, gli piaceva sacrificare la torre sul cavallo. Va bene, va bene. Invece è andata così, re H5, donna G7. Donna G7 ha perso tutto il vantaggio. Da più 16 ragazzi è a più 0,2 proprio perché adesso c'è questa possibilità. Donna per E6 e questa torre non può lasciare questa casa. Bellissima. Alfiere in E5, mamma mia. Qui si sono ridati un po' di favori. Cattura, cattura. F4, anche questo F4, cioè andare a aprire così tanto le diagonali sul re, questa situazione non è buona. Cavallo in 5, F per E5, scacco, il re si è tolto via, qui dice assoluta parità, assoluta parità. Ecco, volevo vedere se cambiando le donne in quel punto lì mi dava la patta, che adesso non mi ricordo quale punto era, qui, forse era qui. Forse era qui che poteva cambiare le donne, forse anche dopo. Ho avuto la possibilità anche dopo di cambiare. Ok, aspetta, veniamo prima qui. Volevo vedere qui. Se qui cambiava... Cambiava... No, mi dice che il nero è troppo in vantaggio. Troppo in vantaggio. No. Donna F7, scacco, donna F2, qui c'è stato l'altro errore, donna D4, mamma mia ragazzi, che partitona, che partitona che abbiamo visto. Ok, cattura, scacco, adesso è in vantaggio il bianco, donna F6, spinge, giusto, 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 donna C3 e donna addirittura. Va bene, va bene. Ok ragazzi, è stata molto carina e divertente questa partita. Noi ci vediamo assolutamente nel prossimo video. Ciao! Il 21 di agosto inizierei a giocare a scacchi in maniera differente. Se io fossi in te, mi farei trovare libero. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!